Buongiorno a tutti, Ciao! eccoci qua anche quest'anno a rivelare quali sono i finalisti del premio letterario Giorgione per l'edizione di quest'anno, che è la settima edizione, giusto? Sì, è la settima. Siamo arrivati alla settima edizione. Molto bene, innanzitutto ricordiamo che il premio letterario Giorgione, in collaborazione con la Proloco di Castelfranco Veneto e l'Umpli Treviso. Infatti in questo momento, come tutti gli anni, ci troviamo all'interno della meravigliosa torre civica di Castelfranco Veneto, torre che ospiterà la mostra dedicata al premio letterario Giorgione, in cui verranno esposti tutti i libri finalisti di quest'anno e le opere vincitrici delle edizioni precedenti. La mostra sarà aperta nei weekend del mese di aprile e per questo ringraziamo l'Umpli, la Proloco e naturalmente il comune di Castelfranco Veneto, che ci ha dato il patrocinio e la collaborazione per il premio, insieme al patrocinio della provincia di Treviso e della regione Veneto. Approfittiamo per ringraziare anche tutti i nostri collaboratori e i nostri sponsor, quindi Bistro San Giustino, associazione dentro il centro di Castelfranco Veneto che raggruppa i commercianti dentro le mura del centro di Castelfranco, il pastificio Dalla Costa, Franchetto, la torre flower shop che si occuperà degli addobbi floreali, Fraccaro Spumodoro e Mazzolada Vini, naturalmente Panda Edizioni rappresentata dall'editore sempre presente, che vedete sempre su internet, sui social, sempre presentissimo su tutti i social network, Anche ammazza. anche a massa, Andrea Tralli. Molto bene, i libri sono stati scelti dopo una scrematura che potremmo definire molto ardua, perché è arrivato veramente tantissimo materiale da più parti d'Italia e d'Europa, sia per gli editi sia per gli inediti. In questo momento i giurati stanno leggendo i finalisti in modo da decretare quali saranno i vincitori. I nostri giurati, che sono Anonimo Belumat, cioè Gregorio, Professor Gregorio Piaia, Michele Benetello, che ricordiamo aver vinto l'edizione dell'anno scorso per narrativa edita, con Maida Vale. Maida Vale, Cristiano Brion e Fanny Guidolin, giurati storici del premio, Angela Flori, Roberta Garbuglio, il nostro assessore alla cultura, Lisa Parro, Lucia Serracca, François Morluppi, che anche quest'anno è con noi dopo aver vinto per 2 volte di seguito lo Scerbanenko, il primo nella storia in Italia. Speriamo di averlo presente la sera del 1° aprile in teatro accademico. Speriamo, perché ovviamente lo tirano per i capelli, per la camicia dappertutto in tutta Italia in questo momento, e naturalmente a capogiuria Andrea Tralli. Passiamo ora a rivelare quali sono i finalisti del premio di quest'anno, partendo dalla categoria inediti. Sì, è arrivato finalmente il momento di aprire la scatola in cui dentro ci sono tutti i libri finalisti. Adesso li tiriamo fuori uno alla volta per far scoprire chi parteciperà alla serata del 1° aprile e che quindi si candida alla vittoria, speriamo. Vediamo chi sarà. Dunque, allora, per la categoria inediti, sappiate che io non sono riuscito a fare ordine, come sempre, quindi non c'è un ordine primo, secondo, non ci sono punteggi, eccetera, semplicemente adesso io li tirerò fuori a caso. Quindi hanno tutti le stesse possibilità. Sì, assolutamente, non è che chi prima, chi dopo, no, non c'entra niente, non sono neanche in ordine alfabetico di cognome, no, cioè sono proprio a caso. Come primo abbiamo Andrea Bacan con Truman. Poi, qui abbiamo I ragazzi di Via Magri di Gino Dondi. Poi qui lui è stato bravo perché ha messo anche tutti i suoi riferimenti, ma poi nella mostra li cancelliamo perché per la privacy. Quindi faccio così: tutte le copie dei libri inediti verranno esposte insieme ai libri editi nella mostra qui all'interno della torre civica, quindi troverete sia i libri che poi si possono comprare in libreria, sia tutti gli inediti di cui troverete il vincitore in libreria l'anno prossimo. Sì, tra un po', tra qualche mese. Il tempo di lavorarlo e mandarlo in produzione. Qui abbiamo Lettere di guerra ed amore, meta epistolario di 2 giovani sposi alla vigilia di Vittorio Veneto, di Rebecca Gelli e Giovanni Luca Ventura.
Adesso tiro fuori questo, probabilmente l'autrice lo riconoscerà subito perché era l'unico con questa. Toccami di Sabrina Bernardo. Poi c'è Devo dirti chi sei di Federica Sartori. Riparare la vita, Kintsugi, non so, di Anna Cantagallo. Cronache di eventi annunciati, romanzo teorematico fra teorie di personalità e oncologia, Fabio Sonnella. La maschera e la notte di Mauro Ursino. Qui abbiamo Anna nel frullatore di Cristina Biolcati. Infine abbiamo 11 giorni di Licia Tumminello. Eccoci E qua. questi erano gli inediti. Passiamo ai Panda Noir. Panda Noir. Panda Noir editi. Anche in questo caso sono tutti mescolati, non c'è prima, dopo, punteggi, eccetera, quindi andiamo totalmente a caso. Andiamo con Francesca Violi, L'abbaglio di Eliot. Marco Marini con Fuori tema, Perica editrice. Andrea Ciresola, non so se l'ho pronunciato giusto, con Gli angoli dei numeri, casa editrice People. Un altro casa editrice People, Margherita Arcangeli e Tiziana Riolfi, Torna indietro appena puoi. Qui abbiamo Nicolas Patrono, Torino Nera, della Nulla Die Edizioni. Flavia Rampichini, Nulla di vero, Annulli Editori. Ultimo ma non ultimo, Luca Casadei con Il caso Mattias Ora, Buca Buca. Questi sono per il Panda Noir e vediamo. Naturalmente nelle prossime ore, oltre a questo video che stiamo registrando in questo momento, troverete tutta la lista dei finalisti con le foto dei libri, i dati e via dicendo su tutti quanti i social network, oltre che sul nostro sito. Passiamo ora ai finalisti della sezione edita, quindi l'ultima tranche di questo video. Allora, Ottimo! Partiamo con Giovanna Caldara, Come miele e cannella, edizioni Panesi Edizioni. Poi rincontriamo questa volta un finalista dell'anno scorso, però era inedito. Corrado Pinosio, Il corrotto, una storia di tangenti negli anni di Mani Pulite, Guida Editori. Roberto Bertoldo, L'arte dei misogini, Mimesis Edizioni. Rosanna Boaga, Il pianto della vite, PAV Edizioni. Alberto Pellai, La vita accade, Strade blu Mondadori. Giampaolo Salvatore, Il dispositivo interno, Altri media editori. Laura Moreni, Siamo come le lumache, Bertoni editore. Giovanni Marilli, Il paese dei rottami, Prospero editore. Antonello Taranto,
Scimmietta, Nulla Die Edizioni. Marco Florio, Quel giorno non avevano fiori, Nulla Die Edizioni. Noi abbiamo svuotato la scatola, abbiamo decretato i finalisti che verranno contattati via mail domani, presumibilmente. E quindi intanto abbiamo fatto fuori il video, nei prossimi giorni rifaremo diversi post per pubblicizzare ancora i finalisti e ci vediamo alla sera del 1° aprile. Aspetta, ci vediamo con il pubblico la sera del 1° aprile, poi il Giustissimo. video sarà anche lì su tutti i social, su YouTube, potrete rivedere la serata finale, troverete le fotografie gratuitamente e via dicendo. Per quanto riguarda i finalisti, ci vedremo già nel pomeriggio del 1° aprile. I finalisti verranno accolti dalla presidente della Proloco di Castelfranco Veneto, Barbara Grassi. Abbiamo organizzato un tour della cittadina di Castelfranco con visita al museo, visita alla biblioteca, naturalmente alla torre civica dove c'è la mostra e via dicendo, tante piccole sorprese per accogliere tutti i finalisti nel modo migliore possibile e poi passare alla serata finale in teatro accademico. Saranno con noi nel pomeriggio il liceo musicale di Castelfranco Veneto e la sera i ragazzi del conservatorio a Stefani di Castelfranco per allietarci e far vedere cosa c'è di veramente bello e valido a Castelfranco e tante altre sorprese, la scuola di danza di Susanna Plaino, la scuola di tango Signor Tango, eccetera, eccetera, eccetera. Il resto lo scopriranno i finalisti e il pubblico la sera del 1° aprile. Bene, ciao a tutti, buona lettura alla giuria, buona lettura a voi anche se vi fa piacere leggere qualche libro tra quelli dei finalisti e ci vediamo la sera del 1° aprile o il pomeriggio con i finalisti. Ok? Grazie ancora. Ciao a tutti! Ciao!